saluto a tutti i docenti e gli istituti di istruzione primaria e secondaria che seguono il Teatro Fontana. Voglio raccontarvi brevemente il programma della nostra stagione che ho pensato quest'anno per le scuole. Il Teatro Fontana è da 25 anni, è un punto di riferimento imprescindibile per l'educazione teatrale dedicata all'infanzia e alla gioventù. Siamo nati come centro di produzione per l'infanzia e la gioventù e diciamo l'enorme l'importanza che all'interno della programmazione io desidero dare alle nuove generazioni, fornendo una selezione di spettacoli che studio sperando di stimolare la curiosità, l'emotività e il pensiero critico nelle giovani generazioni e naturalmente avvicinarle alle arti sceniche. All'interno del nostro sito, nella pagina, quindi teatrofontana.it, nella pagina dedicata alla stagione scuole potrete scaricare il libretto digitale e vedere nel dettaglio le proposte, che ho piacere però di riepilogarvi anche io personalmente. Sul sito troverete una divisione tra secondarie di secondo grado, per le quali sono previsti progetti in serale, ma per le quali, ricordate, è sempre possibile chiedere delle matinée fuori programma, che noi saremo felici di allestire, naturalmente una volta raggiunto un numero minimo e congruo di allievi e di scuole partecipanti. Quindi progetti per le secondarie di secondo grado previsti in serale o in matinée speciali, progetti per le secondarie di secondo grado per le quali invece sono previste delle matinée, progetti per le secondarie di primo grado in matinée e progetti naturalmente per l'infanzia e le primarie. I nostri tra gli spettacoli in serale che io ho selezionato per le scuole, vi segnalo dal 29 al 30 novembre Tesla, pensato tra i 14 e i 19 anni. È un progetto molto affascinante perché è realizzato da un drammaturgo molto famoso che è Federico Bellini, con un'artista giovane, molto performativa e quindi molto vicina anche al linguaggio dei più giovani, che è un biopic sostanzialmente che attraversa la vita di Tesla, ma in scena non c'è un personaggio maschile, appunto c'è un interprete femminile. E conoscere la storia di questo scienziato è secondo me ha un valore molto importante, perché non solo permette ai ragazzi, con un linguaggio giovane e moderno, con un interprete giovane e attraverso anche l'utilizzo di video e quindi elementi multimediali, di avvicinarli ad uno degli scienziati più importanti del secolo scorso, ma anche perché, come tutti sappiamo, Tesla oggi è diventato sinonimo di grandi multinazionali legati alla robotica indiscriminata, mentre originariamente la ricerca dello scienziato era una ricerca finalizzata al bene dell'umanità e alla libertà, per esempio nell'utilizzo delle risorse elettriche. 9 dicembre, Storia nera della Uno Bianca, si tratta sempre un spettacolo pensato per 14-19 anni, si tratta di un'operazione di giornalismo divulgativo. C'è questo criminologo molto bravo, anche lui giovane, che è specializzato nell'analisi di alcuni casi di cronaca e che porterà da noi appunto un attraversamento delle vicende della Uno Bianca, che appunto è stato uno dei casi di cronaca più sconvolgenti, anche politici, che hanno attraversato l'Italia. È uno spettacolo che naturalmente consiglio per le classi più grandi e che già hanno in programma di
un lavoro sulla storia contemporanea. 11-14 dicembre, Giulio Cesare di Shakespeare. Questo è uno spettacolo che fortemente consiglio, perché Marco Lorenzi è un regista che lavora tantissimo con le nuove generazioni, e il Mulino di Amleto è una delle delle compagnie emergenti più note in questo momento in Italia, e c'è quindi questo affondo in Shakespeare, però è anche un affondo nella storia romana, quindi nelle origini anche politiche e sociali della nostra nazione, ed è contemporaneamente un allestimento anche molto interattivo, in cui ad un certo punto c'è un confronto diretto con il pubblico, quindi molto adatto ad un pubblico giovane. Dal 27 al 30 dicembre, quindi durante le vacanze scolastiche, abbiamo deciso di lanciare una piccola proposta, provocazione, quindi mettendo in repertorio per le scuole anche uno spettacolo durante le vacanze, appunto chiamato Compiti per le vacanze andare a teatro, ed è questa commedia di Molière molto famosa, molto bella, Tartufo, molto divertente, veramente costruita molto bene, firmata da Michele Sinisi, che da sempre, già con 6 personaggi in cerca d'autore, si conferma un regista sempre molto capace di parlare alle nuove generazioni. Dal 5 all'8 marzo Giulietta e Romeo, anche qui di Shakespeare, di Roberto Latini, che è uno dei più grandi artisti italiani degli ultimi 20 anni, e che ha creato questo spettacolo concerto molto bello, quindi c'è musica e canzoni dal vivo, per cui uno spettacolo che mischia anche un po' la forma del concerto o del musical, dove sono state raccolte le scene più importanti di Romeo e Giulietta, cioè quelle nelle quali i due innamorati sostanzialmente sono protagonisti, e vengono riattraversate in scena, accompagnate anche da questa musica rock molto bella, suonata dal vivo, e da canzoni sempre firmate da Roberto Latini. L'età consigliata è sempre 14-19. Dal 16 al 19 aprile La Signora delle Camelie di Dumas, firmata da Giovanni Ortoleva, che è un giovanissimo artista, anche lui devo dire tra i più quotati in questo momento della scena nazionale, che firma questa opera di letteratura, cioè questa versione teatrale la famosissima opera di Dumas, ed è uno spettacolo adatto non solo nell'ambito delle discipline letterarie, quindi letteratura italiana, letteratura straniera o letteratura in generale, ma l'allestimento che Ortoleva fa si concentra moltissimo sul tema di genere, quindi sul fatto appunto accanimento sociale, l'accanimento della società nei confronti della emancipazione, del tentativo di emancipazione della protagonista. La regia punta tantissimo su questo aspetto, tra l'altro Ortoleva è un regista molto giovane, e quindi anche lui con un linguaggio molto vicino e moderno, molto vicino alle nuove generazioni, con una scenografia molto bella, e quindi è uno spettacolo molto adatto anche per discutere di educazione sentimentale o di questioni che riguardano l'identità di genere e la società. Ultimo spettacolo in serale pensato per le scuole, per gli istituti appunto superiori di secondo grado, dal 14 al 17 maggio, Scusate se non siamo morti in mare, di Aldrovandi. Aldrovandi è una certezza, è già il secondo anno che appunto Aldrovandi, che è uno appunto dei più intelligenti, a mio avviso, nuovi autori di commedie italiani. L'anno scorso già è venuto con degli spettacoli, tra cui appunto 10 modi per morire felici, di cui vi parlerò più avanti, che hanno avuto un grande successo con le scuole. Scusate se non siamo morti in mare è una ironica distopia, in cui in un'Europa ormai falciata dal cambiamento climatico, a dover salire su dei container e fuggire in mare verso nuove terre siamo proprio noi europei. Questo spettacolo è consigliato dai 13 ai 19 ed è quindi molto adatto anche per gli ultimi anni delle scuole medie. Secondarie di secondo grado in matinée, 13-19, sono quindi spettacoli adatti sia per le scuole superiori che per l'ultimo anno delle scuole medie. Le proposte sono 4.
incontro e sono 10 febbraio, sono solo parole, dagli 11 ai 16 anni, uno spettacolo anche questo molto divertente, comico, ironico, che gioca sull'utilizzo dei nuovi linguaggi nell'epoca dei social, nell'epoca della scrittura delle emozioni, lavora proprio sull'importanza di utilizzare le parole e di dare peso all'utilizzo delle parole anche all'interno dei mezzi, per esempio multimediali e social. 10 modi per morire felici, 4 marzo, Aldrovandi, un game teatrale divertentissimo che l'anno scorso ha spopolato tra i ragazzi e che vi consiglio fortemente, è anche adatto agli ultimi anni delle scuole medie, appunto, dove 10 ragazzi salgono sul palco e insieme ai loro amici che restano nel pubblico giocano questo gioco della vita, in cui possono, diciamo, riattraversare una vita immaginaria prendendo delle decisioni alla ricerca della felicità. È un modo molto divertente per parlare di questioni esistenziali profonde, cioè la percezione della felicità e del futuro nelle nuove generazioni. L'Europa non cade dal cielo, 12 marzo, secondo progetto dedicato all'Europa. È un progetto molto bello, legato anche proprio a diciamo appunto dei premi europei, ed è una storia dell'Unione Europea pensata per le nuove generazioni, con tantissime musiche diciamo che attraversano quelli che sono stati gli universi delle generazioni adolescenziali dell'Unione Europea degli ultimi 30 anni, anche questo adatto anche per gli ultimi anni delle scuole medie. Infine 26 marzo, Gertrude, Lucia e le altre, anche questo adatto dalla terza media in poi, dove appunto questo monologo molto affascinante, dove vengono attraversati i personaggi femminili di Manzoni per riguardarli in un'ottica nuova e quindi raccontare Manzoni come un autore molto moderno e che di fatto descrive delle donne estremamente emancipate per l'epoca in cui hanno vissuto. Secondarie di primo grado, oltre agli spettacoli che vi ho indicato prima, vi segnalo, diciamo, tutti i progetti musicali, quindi tutte le lezioni concerto che riscuotono sempre un grande successo, e in particolar modo 23-24 febbraio Crossroad, dedicata alla musica rock, 25-26 febbraio The Blues Point, che invece è dedicata alla musica nera, che è l'origine di tanta musica che i ragazzi appunto ascoltano oggi, 9-10 marzo Beatles, un concerto per raccontare insomma una delle band simbolo di pace più importanti di tutta la storia musicale. 30-31 marzo Fenomeno Rap, una lezione concerto per aiutare i ragazzi a conoscere in maniera più strutturata uno dei generi da loro più preferiti. Concludiamo rapidamente con infanzie primarie, quindi 3-10 anni, per i quali abbiamo previsto 3 appuntamenti tutti molto emozionanti. 3 febbraio Pinocchio illustrato, 5-10 anni, è una scelta molto classica, quindi è la fiaba di Pinocchio in qualche modo raccontata attraverso anche delle illustrazioni grafiche in scena, e 2 spettacoli invece più particolari. 3 marzo Cartasia, 6-10 anni, che è uno spettacolo che racconta della creatività. Un giovane artista perde, diciamo, la vocazione, non sa più creare, e la carta, la sua creazione di carta, entra in suo aiuto e lo soccorre. È uno spettacolo quindi per raccontare l'importanza della creatività e della fantasia. E Buio Bu, 3-8 anni, molto bello, molto poetico, dove invece i bambini vengono aiutati, diciamo, ad attraversare il tema del buio e quindi diciamo più in generale della paura. Speriamo di vedervi presto, spero di non essere stata troppo lunga. In ogni caso trovate sul nostro sito, alla pagina dedicata alla stagione scuole, tutti gli spettacoli, il libretto che potete scaricare e tutte le informazioni per prenotarsi e di biglietteria. Grazie mille e speriamo di avervi con noi.